Sono stato particolarmente lieto di ricordare un vecchio collega parlamentare con cui ho avuto amicizia, dimestichezza, qualche contrasto come è normale nella vita e che ha lasciato un segno profondo della sua presenza, in particolare nella sua città, Porto Empedocle, dove ha potuto realizzare una presenza industriale di particolare valore che purtroppo nel tempo non ha avuto la possibilità di proseguire e che andava, come dire, la cui memoria andava recuperata e tenuta come una delle espressioni più belle, più interessanti della storia di questa città e di questa provincia. Abbiamo avuto insieme un lungo percorso nella Democrazia Cristiana e nel Parlamento e quindi la mia presenza qui è un atto di riconoscenza alla memoria di un amico antico che anche a me ha lasciato un bel ricordo di sé. Viaggiamo verso i 102 anni dalla nascita di Giuseppe Sinesio, le celebrazioni per il centenario dovevano avvenire nel pieno però della pandemia, per cui non è stato possibile. Questa è stata un'occasione dal basso, devo dire, per ricordare una figura come quella di Sinesio che tanto ha dato al Paese nella storia dell'impegno politico dei cattolici democratici, ma soprattutto per la sua esperienza che viene ricordata da parte dei più di sindaco della città per 17 anni e poi un suo ritorno dopo la fase della maturità politica, quando già era stato più volte parlamentare nazionale e uomo di diversi governi nazionali. Credo che il valore della memoria sia utile per chi c'è e soprattutto per costruire meglio il futuro delle realtà nelle quali si vive.